Buonasera amici di Vivo Azzurro, siamo in diretta qui dal Pala del Mauro di Avellino per la 12ª giornata di campionato Serie A Futsal stagione 2024-25. Buon anno a tutti amici, e quest'oggi vedremo sui nostri teleschermi Sandro Abate Avellino contro Pirossigeno Cosenza. Andiamo a dire un pochettino le formazioni partendo dagli ospiti, con il numero 4 Alessio Adornato, col numero 5 Gabriel, col numero 6 il capitano Marchio, con il numero 7 Trentin, con il numero 10 Bavaresco, col numero 12 Loconte, col numero 16 Mateus, con il numero 22 Felipigno, col numero 23 Jefferson, col numero 24 Del Ferraro, col numero 29 Restaino, col numero 88 Capeca, allenatore Tuoto. Per la Sandro Abate Avellino invece in campo Vitiello, Dello Russo, Alex, Botta, Pina, Galletto, il capitano Massimo Abate, Ghi, Parisi, Kenji, Di Luccio, Giannattasio, Lauro, allenatore ovviamente mister Piero Basile. Gli arbitri dell'incontro Giacomo Voltaren di Treviso, mentre il cronista 1 Davide Copat da Pordenone, il 2 invece Francesco Squeglia di Finale Emilia. Sandro Abate che modifica in questo inizio di stagione la rosa, ritorna Alex, grande acquisto, grande ritorno dal Barcellona, ritorna anche Vincenzo Botta che praticamente una sorta di scambio con Josema che va a Benevento, e infine dai campioni d'Italia in carica arriva anche Gabriel Pina. Vediamo mister Basile come inizia a posizionare la squadra con questi nuovi innesti che potranno appunto dare una mano alla squadra di Avellino nell'intento di salvarsi e poi osare un po' di più rispetto alla classifica attuale. Cosenza che invece viene da una vittoria pazzesca contro il Sala Consilina in casa per 5-2, è ancora al penultimo posto, però sembra una squadra in crescita come tutte le squadre di questo campionato. Equilibrio pazzesco nel campionato di Serie A quest'anno. Dicevo, quest'oggi quindi in diretta su Vivo Azzurro, rispetto alle altre volte invece sul canale YouTube della divisione. Vediamo, gli arbitri sono pronti per far entrare le due squadre. Circa 150 gli spettatori, si sta riempendo il palazzetto. Sentiamoci l'inno della Serie A. Lancio della monetina dei due capitani. Come dicevo, benvenuti al Pala del Mauro di Avellino per la 12ª giornata tra Sandro Abate Avellino contro Pirossigeno Cosenza. Per i lupi scontro importante per cercare di entrare nella Final 8 di Coppa Italia. Mancano ancora alcune partite alla fine del girone di andata, mentre il Pirossigeno Cosenza ovviamente per cercare più punti possibili per trovare la salvezza. Vediamo subito come si posizioneranno le due squadre in campo. Strette di mano della terna arbitrale. Vediamo come si posiziona la Sandro Abate, che praticamente questo 2025 cambia 3 giocatori. Sono andati via Moabs, Josema, Henry, Castaldo. Sono stati rimpiazzati appunto dai 3 che ho detto prima. 3 acquisti importantissimi, 2 ritorni e quello invece di Gabriel Pina, che appunto giocava con la Meta Catania fino allo scorso mese. Ovviamente poi vedremo come si posizioneranno le due squadre, vedremo anche gli ospiti come
inizieranno la gara. Ovviamente Cosenza che viene da una grande vittoria, quindi deve dar continuità ai propri risultati se vuole trovare la salvezza, mentre la Sandro Abate Avellino ha bisogno di una vittoria dopo la sconfitta pesante per 7-0 contro la Meta Catania. Ovviamente risultato che non rispecchia appunto la partita giocata dai Lupi, con Siqueira, il portiere della Meta Catania, che è stato appunto premiato come MVP di quella gara. Vediamo, un minuto di silenzio delle due squadre. Termina il minuto di silenzio, poi verificheremo il motivo. Non c'è stato comunicato per ora il motivo, vedremo più in là, semmai chiederemo un po' all'addetto stampa della Sandro Abate. È pronto Ghi sul pallone, vediamo il quintetto anche del Cosenza, con Cabeca, Jefferson, il portiere Loconte, mentre la Sandro Abate Avellino con Gianluca Parisi, Alex, Kenji, Ghi e il capitano Massimo Abate. Se ne incaricherà di questo inizio proprio Ghi, il toro della Sandro Abate, colui che ha trascinato insieme a qualche altro giocatore la Sandro Abate in questa prima fase complicata di campionato. Tutto pronto, 20:30, anzi 20:31, si inizia con Ghi sul primo possesso di Alex dopo il suo ritorno. Subito prova a servire Ghi, Kenji, si scontrano i due, poi c'è la chiusura da parte di Gabriel con Adornato che gli fa da scudo. Jefferson, ancora la pressione della Sandro Abate su Adornato, che batte la rimessa laterale. Jefferson, pallone ancora deviato da Ghi, l'arbitro subito richiama Kenji per le troppe proteste. Vediamo, ancora Adornato sul punto di battuta. Si perde un po' di tempo, ovviamente cronometro fermo. Alex qui praticamente strattonato, riesce però a cavarsela su Capeca. Guadagna un fallo Alex, che ritorna dopo un anno e mezzo in Irpinia. Un addio che aveva lasciato un po' di amaro, ma ritorna il diavolo. Attenzione, qui recupera il pallone Jefferson, ancora Jefferson verso Capeca. Ancora lui, all'indietro verso Gabriel. Jefferson, serve Dorante, ancora lui, all'indietro verso Gabriel, prova il tiro, pallone che esce tra gli applausi del Mauro e di quelli del portiere Parisi, che chiama concentrazione ai suoi. Parisi, Massimo Abate, Alex, serve Ghi, ancora bullonato il toro della Sandro Abate. Kenji, Ghi, ancora lui verso Alex. Massimo Abate prova a saltare Capeca, attenzione, recupera il possesso, il tiro di Capeca, grandissimo intervento da parte di Gianluca Parisi, che evita il gol dell'1-0. Un grandissimo intervento, come rivediamo nel replay. Regia attentissima. Capeca, Parisi con la manona. Vediamo ancora Capeca, carica il destro, pallone alto, pericolosissimo il giocatore numero 88 proprio della Pirossigeno Cosenza. Parisi
prova a servire Ghi, braccato da Gabriel, sarà uno degli scontri di questo match. Vediamo Kenji, prova a saltare Adorante, attenzione Kenji, lo supera, il cross in mezzo, il piedone da parte di Loconte. L'arbitro indica che la rimessa è più indietro, Alex batte subito, ancora Kenji, prova a saltare Adorante, la butta in mezzo, Gabriel spazza. Rimessa laterale, ancora Alex che prova a gasare i suoi. Il suo acquisto è stato fondamentale per la Sandro Abate, per ritrovare nuova energia. Qui intanto Ghi al volo, pallone altissimo. Chiede il pallone il portiere della Pirossigeno. Vediamo Adorante, seguito da Kenji. Jefferson prova a servire nello spazio il giocatore, Ghi intercetta, attenzione Ghi, serve Massimo Abate, c'è un po' di spazio, ha provato a calciare Massimo Abate, l'ultima deviazione è proprio del capitano della Sandro Abate. Jefferson ancora prova a servire Cameca, anticipato da Alex, poi Kenji qui sbaglia il passaggio, Jefferson, ancora Cameca, all'indietro verso Gabriel, Jefferson, Gabriel scambia insieme a Loconte, fa salire la squadra, Cameca, ancora lui, prova a ubriacare di finta Massimo Abate, lo segue il capitano, vediamo ancora Cameca, il tiro, pallone che esce, Parisi che chiama attenzione ai suoi, ovviamente dentro il numero 10 Bavarisco, è uscito Adornato, scusate. Alex, Kenji, ancora Alex, Kenji prova a servire nello spazio, Alex la butta in mezzo, blocca il portiere, poi Jefferson, attenzione contropiede della Pirossigeno, Jefferson, sempre Gabriel, ancora il piedone di Parisi e poi Ghi, Bavaresco lo ferma in rimessa laterale, ancora altri cambi, dentro Matteus, dentro anche il capitano Marchio per la Pirossigeno. Abate, ancora 0 cambi per la Sandro, vediamo ancora Kenji, serve Ghi col piattone, Abate, Alex, intanto qui va a terra Kenji, fischia un fallo l'arbitro, il secondo della Pirossigeno Cosenza in questa frazione, c'è un po' di proteste da parte della panchina di mister Tuoto, punizione importante però, una posizione particolare. Intanto esordio anche per Gabriel Pina al posto del capitano Massimo Abate, primi secondi qui al Pala del Mauro di Avellino per il numero 8 della Sandro Abate, Alex che appunto sta facendo il centrale dietro in sostituzione appunto della cessione di Josema che, come dicevo prima, è andato a Benevento, quindi per ora Alex occupa quella posizione, anche se sappiamo che è universale. Vediamo Ghi, carica il destro, Ghi, il tiro, Loconte e poi Alex e si butta praticamente Felipigno per salvare questa conclusione del diavolo. Rivediamo qui la mazzata di Ghi, grande risposta di Loconte e poi Alex viene rimpallato, ancora Ghi e c'è la deviazione di Loconte, inizia la sfida tra Ghi e Loconte, possesso per la Sandro Abate, ritorna in campo Massimo Abate, esce Kenji, vediamo Alex, serve Pina, deviazione ancora della difesa del Cosenza, Parisi, Ghi, gran pallone verso Pina, anticipa Loconte, attenzione c'è un po' di spazio, Marchio carica il destro, Ghi lo ferma, dentro anche il numero 7 Trentin, gira i propri calciatori, la squadra ospite, vediamo il Trentin qui prova il tiro, la deviazione di Alex, Bavaresco sul punto di battuta, all'indietro verso Loconte, avanza un pochettino,
Felippigno, ancora lui, prova a servire il numero 10 Bavaresco, fermato ancora una volta dalla difesa della Sandro Abate. Rimessa laterale, Bavaresco verso Trentin che prova a posizionarsi, Ghi con il piede, Bavaresco ancora verso Loconte, avanza un pochettino il portiere della Pirossigeno, qui sbaglia, attenzione, Ghi recupera il possesso, ancora Ghi, salta l'uomo, ancora Ghi all'indietro verso Alex, ragiona il numero 5 della Sandro Abate, ancora Alex all'indietro verso Massimo, Alex ancora lui, prova a servire, Pina ci riesce, poi Ghi aggancia, riparte Bavaresco in contropiede, Abate su di lui, attenzione Felippigno, ancora Bavaresco, prova a servire Felippigno, la butta in mezzo, Pina anticipa il capitano Marchio e salva la Sandro Abate, grande azione della Pirossigeno Cosenza, rientra Jefferson, vediamo, viene servito, ancora Jefferson, Trentin, ancora Jefferson, Felippigno, Marchio, Felippigno, anticipa Ghi, attenzione, prova il contropiede, il Toro, c'è un po' di spazio, Ghi, il tiro! Ci dovrebbe essere la deviazione del portiere Loconte, rivediamo nel replay, Ghi, sassata e ci mette la mano Loconte e salva il risultato, dentro Galletto, salva il risultato qui Loconte, Galletto serve Ghi al volo, non riesce ad agganciare il numero 9 della Sandro Abate, rientra in panchina Ghi dentro Di Luccio, partita scoppiettante, Felippigno, la pressione Marchio, ancora Felippigno, Galletto su di lui, Jefferson con una finta prova a servire Trentin, pallone alto, 0-0 per ora a 15 minuti dalla fine del primo tempo, 5 minuti scoppiettanti. Vediamo Di Luccio sul punto di battuta, c'era un altro pallone in campo. Gabriel Pina, Alex prova a far correre Pina, lo serve in maniera importante, poi non riesce ovviamente a tirare bene, blocca Loconte, qui Galletto recupera un bel pallone, Di Luccio, poi un po' di parapiglia lì in mezzo, vediamo l'arbitro cosa fischia, fallo nei confronti della Sandro Abate, quindi primo fallo per gli uomini di mister Piero Basile. Rimane a terra Jefferson, c'era stato uno scontro con Di Luccio, un po' di proteste ancora per il numero 16 della Sandro Abate. Finito il colloquio, quindi punizione in favore degli ospiti, con il capitano Marchio che lascia Jefferson. Vediamo Felippigno prova a servire Trentin, attenzione, serve Felippigno, Di Luccio col piede, poi Galletto prova a recuperare il possesso, Loconte pressato proprio da Galletto, attenzione Loconte, passaggio verso Marchio, fischia un altro fallo l'arbitro e viene ammonito Galletto che ha toccato il portiere Loconte. Prende il giallo Galletto. Secondo fallo, quindi 2 falli a testa per ora. Jefferson ferma il gioco l'arbitro che dice fischio io. Jefferson sul punto di battuta. Marchio, Jefferson
prova a servire Trentin, stoppa bene, recupera il possesso la Sandro Abate. Kenji prova a servire Galletto e non ci arriva, protesta Kenji, rimessa laterale per la Sandro Abate. Esce Jefferson dentro Mateus, vediamo. Marchio, Mateus, fischia il controfallo l'arbitro, troppi secondi. Dentro ancora Gabriel, Di Luccio, Kenji, Di Luccio, ancora Kenji, Pina, prova a servire Kenji, finta di Kenji, prova il tiro Kenji, Loconte. Ancora risponde il portiere della Pirossigeno Cosenza. Rivediamo qui Kenji che salta l'uomo, il tiro ben deviato dal portiere ospite. 0-0, 14 minuti ancora. Kenji, Mateus su di lui, ancora Kenji, prova il tiro, pallone di poco al lato, prova a smuovere qualcosa il giocatore della Sandro Abate. Gabriel, ancora lui, Gabriel prova a servire Marchio, pallone completamente sballato, rientra Alex, esce Kenji, Alex, Pina, Galletto all'indietro verso Di Luccio, prova la pressione la Sandro Abate. Alex, vediamo, Alex prova a giocare col pallone, prova a servire Di Luccio, non ci riesce ma guadagna una rimessa, anzi un corner. Alex se ne incarica, la butta in mezzo, Galletto la butta ancora in mezzo e poi rischia Cabeca di buttarla dentro la sua porta con un po' di brivido, il pallone che esce in rimessa laterale. Vediamo Galletto, Alex carica il sinistro, pallone direttamente in tribuna, prova i primi squilli in questo campionato. Qui rivediamo l'azione di prima, Galletto rischia l'autorete Cabeca. Mateus prova a servire Cabeca, Gabriel scivola, Mateus, ancora Gabriel prova a servire Cabeca, lo trova, su di lui Alex, Marchio, Gabriel, Di Luccio su di lui, recupera il possesso la Sandro Abate con la finta di Pina verso Parisi. Alex, ancora Pina, Galletto prova questo scavetto per cercare Gabriel Pina, pallone che esce. Fra poco in campo anche il riesordio di Vincenzino Botta con la maglia della Sandro Abate. Cabeca, su di lui Alex, un po' di spinte fra i due, poi tacca verso Gabriel, Di Luccio lo ferma, Gabriel Pina, ancora lui, fermato da Mateus, rimessa laterale per la Sandro Abate, è pronto a rientrare Ghi, esce proprio Gabriel Pina, Ghi, Alex, ancora verso Di Luccio, Alex, Galletto, Alex, Galletto, Ghi prova a servire nello spazio, però quasi braccato da Mateus. Vediamo qui Cabeca, Gabriel che ha provato a servirlo, non ci riesce. Alex, serve Ghi, ancora Ghi, Di Luccio, Alex prova a servire Galletto, Loconte anticipa tutti, poi Cabeca, Gabriel, Mateus, ancora verso Cabeca, serve Gabriel, poi il tiro di Mateus, pallone deviato proprio da Galletto, rimessa laterale. 11:49 alla fine del primo tempo, non si sblocca per ora qui al Pala del Mauro la partita tra Sandro Abate e Pirossigeno Cosenza. Vediamo il tiro di Mateus, alto, vuole una deviazione il numero 16 della Pirossigeno. Ovviamente
non c'era nulla, ci ha provato il numero 16, vediamo Parisi, Ghi aggancia non perfettamente, poi il tiro, deviazione di Gabriel che è decisiva comunque. Alex, serve Di Luccio, Alex cerca un po' di spazio qui, Cabeca gli toglie il pallone, prova a servire Mateus sulla corsa, blocca Parisi e fa ripartire con Galletto. Ghi subito con la suola, Ghi prova a trovare un po' di spazio, il tiro, Gabriel si immola sul pallone e trova anche la rimessa perché c'è una piccola deviazione da parte di Ghi. Ha fatto tutto quello che si poteva Gabriel, chiusura e guadagna la rimessa. Mateus ancora verso il numero 10 Bavarisco, pressato da Vincenzo Botta che appunto ritorna in Irpinia dopo l'esperienza col Benevento, capitano proprio della squadra di Benevento. Vediamo ancora, c'è un po' di spazio, Botta, attenzione, atterrato qui, dice nulla l'arbitro, leggero tocco su Vincenzo Botta, l'arbitro non fischia. Vediamo Galletto, semmai poi in un replay un po' più chiara la situazione. Alex, ancora lui, Alex prova a servire qualcuno lì in mezzo, la deviazione di Cabeca, eccolo qui Vincenzo Botta, leggero il tocco ma c'è, quindi giuste le proteste della Sandro Abate. Vediamo ancora Ghi, ancora lui, prova il tiro e ancora Mateus, grande fase difensiva anche della Pirossigeno Cosenza. Alex, ancora lui, spinto da Cabeca, Alex all'indietro verso Ghi, Botta, Alex prova a ballare sul pallone, numero 5 della Sandro Abate, Galletto, Vincenzo Botta, Galletto, Alex, Vincenzo Botta, Alex prova a servire Ghi, non riesce a tenere il possesso, rimessa laterale in favore della squadra ospite. Un campionato equilibratissimo per ora, regna l'equilibrio fra le due squadre, due falli a testa, 0-0 il risultato. Gabriel Loconte che si alza dalla porta, Jefferson prova a servire Bavarisco, fermato da Alex, Jefferson ancora lui, prova a trovare un po' di spazio, Massimo Abate con il ginocchio e poi Alex, anzi Ghi e poi Alex, attenzione Alex, serve Ghi nello spazio, ancora Loconte chiamato agli straordinari, rimessa laterale, rivediamo qui Ghi, Loconte con il corpo riesce a fermare questa occasione, Botta, l'arbitro fa battere la rimessa, non è corner. Botta, c'è un po' di spazio per Alex che ha provato a caricare il suo piede, poi Bavarisco su di lui, Cabeca spinge leggermente Ghi, lo manda fuori tempo e non riesce ad arrivare sul pallone. 9:36 alla fine del primo tempo. Jefferson subito di prima verso Cabeca, Alex con la testa, poi Marchio, ancora Cabeca, lottano i due, ancora Jefferson, la butta in mezzo, era un tiro, prende il palo in maniera clamorosa da una posizione impossibile, sembrava un cross di qua, invece era un tiro. Poi qui Marchio, Ghi su di lui, perde il possesso, attenzione, vediamo la Sandro Abate in contropiede, Alex perde l'attimo all'indietro verso Ghi, toccato Alex che guarda un po' cagnisco l'avversario, vediamo ancora Ghi, lascia per Pina, il tiro, pallone che esce, ci prova ancora una volta la Sandro Abate, rivediamo qui la traversa piena,
di Jefferson. Loconte, ancora Cabeka, prova a servire nello spazio Adornato, deviazione, rimessa laterale ancora per la Pirossigeno. Filippigno, prova il tiro, pallone alto, rientra anche Trentin al posto di Cabeka, rientra Kenji al posto di Alex. Ghi, Gabriel Pina, Kenji, ancora lui, Kenji, serve Gabriel Pina, recupera il possesso la Pirossigeno, qui Abate, chiedeva un fallo su Adornato, ancora Ghi, fermato proprio da Adornato, e poi Trentin voleva la rimessa, ma l'arbitro dice Sandro Abate. Gabriel Pina, serve Kenji, prova il tiro, qui Loconte stava per essere sorpreso, mette il piede sul suo palo, ancora rimessa per la Sandro Abate. Gabriel Pina prova a buttarla in mezzo, ancora la deviazione di Trentin, Kenji, Ghi, ancora Gabriel Pina, prova il tiro, c'è la deviazione di Trentin, Massimo Abate, Kenji, vediamo Kenji, supera l'avversario, poi viene atterrato, non c'è nulla secondo l'arbitro e poi riparte con Adornato che perde il possesso, vediamo Pina, il tiro, c'è la deviazione, corner per la Sandro Abate, spinge il Pala del Mauro, partita importante anche per la Sandro Abate, ovviamente. Partita del riscatto dopo il 7-0 con la Meta. Vediamo ancora Kenji, ancora lui, Kenji, balla sul pallone, ancora il numero 13 della Sandro Abate, prova a caricare il sinistro, poi su di lui Filippigno, commette fallo, terzo per la Sandro Abate, a 7 minuti e 37 al fine del primo tempo. Filippigno, ancora lui, Filippigno, braccato da Massimo Abate, prova a correre nel corridoio, Galletto che lo ferma duro, occhiataccia di Filippigno, vediamo, dovrebbe essere tutto ok, su una semplice botta per il giocatore numero 22. Vediamo Loconte, prova a far salire la squadra, Trentin da terra, poi qui Pina vede Loconte fuori porta e prova il tiro che va direttamente in tribuna. Loconte, pressing di Kenji, Trentin, Adornato, poi Marchio fermato da Massimo Abate, chiama il fallo l'arbitro, stringono i due capitani, quarto fallo per la Sandro Abate a 7 minuti e 4 dalla fine del primo tempo, quindi pericoloso perché diciamo dal prossimo sarà tiro libero, quindi solamente un altro fallo si può permettere squadra locale. Vediamo Kenji qui, pressa, recupera il possesso, poi va a terra Adornato, Filippigno, Adornato, ancora lui, serve Trentin, anticipa Kenji, poi Pina non riesce a tenere in campo il pallone, rientra Di Luccia al posto di Capitan Abate. Alla prossima c'è il time out della Sandro Abate richiesto dal vice allenatore Vinicio Comella. Vediamo ancora Trentin, spinto da Pina, Filippigno, prova a servire Marchio, ancora lui, Marchio si libera bene, Trentin,
Felippigno, braccato da Galletto, poi qui Galletto non si fa superare, rimessa laterale, 6-24. Felippigno, Trentin difende bene la Sandro Abate, adornato, attenzione, Trentin prova a girarsi, Felippigno, Pina e poi ancora Pina, Marchio il tiro, la deviazione di Galletto, attenzione, c'è il contropiede, Pina, il tiro, pallone alto, ha provato il pallonetto Gabriel Pina, occasione grossa per la Sandro Abate, contropiede sprecato, rivediamo nel replay, si vede solo la parte finale, comunque grande azione di contropiede della Sandro Abate, però Cabeca, Kenji recupera il possesso, ancora Parisi, prova a servire Di Luccio, pallone che esce, partita che ora è molto tesa e soprattutto equilibrata. Cabeca, qui prova a servire Restaino, non ci riesce, Parisi verso Alex, gran pallone verso Di Luccio che non ci arriva, applausi però per il numero 5 della Sandro Abate. Mateus sul punto di battuta, rivediamola qui, la grande azione, ha provato lo scavetto Pina, pallone che è uscito, peccato. Cabeca, ancora lui, Cabeca prova a girarsi, poi Restaino fermato da Galletto, chiedeva a mister Basile la rimessa laterale e la ottiene, anzi no, è stato ammonito un membro della panchina della Sandro Abate per protesta e non la ottiene perché pallone in mano a Jefferson. 5-27 alla fine del primo tempo, partita super equilibrata fra due squadre che vogliono rimanere assolutamente in Serie A. Loconte, ancora lui, Loconte, c'è un po' di spazio, la puntata altissima, qui Parisi prova subito a prendere possesso palla, serve Galletto qui fermato da Jefferson in maniera dura, poi Restaino prova il tiro, ancora Alex rimpalla il giocatore Neo, giocatore della Sandro Abate. Un solo ammonito per ora è Gennaro Galletto. Cabeca all'indietro verso Jefferson, Galletto su di lui, Loconte prova a servire Mateus, pallone completamente sballato, rientra anche Botta dentro al posto di Gabriel Pina. Di Luccio, Botta, Galletto, Botta, Alex, Di Luccio, Alex prova a servire Vincenzo Botta con la testa, Jefferson guadagna la rimessa, 4:46 alla fine del primo, rientra Gabriel, Gianluca Parisi prova a servire Galletto all'indietro verso Alex, Galletto qui quasi che cade fuori dal campo, ancora Gennaro Galletto prova a puntare Gabriel, Di Luccio spinto, l'arbitro fischia il fallo, il terzo del Cosenza, un po' di proteste da parte dei tifosi ospiti, time out in favore della Sandro Abate Avellino prima della punizione. In questo time out vogliamo fare un grandissimo applauso per Fabio Udicini, che ha fatto il punto di raccoglimento per la storica bandiera dell'Udinese di Roma e Milan. Fabio Udicini, un grandissimo applauso per lui.
Si riparte. Il minuto di time out è finito. Si parte da una punizione per la Sandro Abate in una posizione pericolosa. Mister Piero Basile con la lavagnetta ha spiegato i movimenti da fare su questo calcio di punizione per sfruttarlo al meglio. 0-0 ancora qui al Del Mauro di Avellino. Alex sul punto di battuta insieme a Ghi. Vediamo se la potenza di Ghi o la precisione di Alex. Si posiziona la difesa ospite. Vediamo Ghi, la lascia Alex. Alex il tiro, ancora Loconte, poi Di Luccio si gira tardi, poteva essere una grande chance. Vediamo Kenji, ancora Alex. Ghi, braccato da Restaino. Ghi, ancora Loconte, sassata improvvisa da parte del Toro della Sandro Abate. Rimessa laterale, prova la pressione la Sandro Abate in questi ultimi 4 minuti del primo tempo. Rivediamolo, la punizione. Loconte bravo a fermare per ben 2 volte le azioni della Sandro Abate. Qui Di Luccio riesce a tenere il possesso palla, poi qui piccolo scontro sulle barriere e l'arbitro fisca fallo e ha ammonito Cabeca. Rimane a terra Di Luccio. Vediamo se è tutto a posto per Antonio Di Luccio, spinto da Cabeca che viene ammonito, quindi prima ammonito anche per la pirossigeno. Un po' di protesta, addirittura qualcuno chiedeva il rosso. Dovrebbe essere tutto ok però per Antonio Di Luccio. Rivediamo qui l'azione di Ghi, la sassata, la parata di Loconte. Vediamo un po' di apprensione per Antonio Di Luccio che dovrebbe rialzarsi perché ha fatto cenno di col pollice alto che è tutto ok. Si rialza Antonio Di Luccio, eccolo qui. Applausi del Pala del Mauro per il numero 16 che scavalca anche le transenne. Ovviamente uscirà per la botta presa, dentro proprio Vincenzo Botta. Punizione, quarto fallo anche per la pirossigeno. Parlano Ghi e Alex. Tanto ancora bagnato il parquet, quindi si deve un attimo attendere di pulirlo bene per evitare cadute pericolose. Tanto dovrebbe essere tutto ok per Antonio Di Luccio. Una semplice botta vicino alla transenna. 0-0 amici di Vivo Azzurro TV, qui al Pala del Mauro di Avellino, in un match equilibratissimo dove Loconte ha sfoderato un paio di parate importanti, pochi squilli invece della pirossigeno. Vediamo Alex che ha tenuto più il possesso palla rispetto alle occasioni della Sandro Abate. Vediamo Alex, Kenji prova a puntare Mateus, ancora Ghi, c'è un po' di spazio, Ghi carica il destro, Loconte blocca ancora una volta, poi Jefferson, rimessa laterale per la squadra locale. Alex
all'indietro verso Vincenzo Botta. Kenji, Alex, serve Ghi, prova a girarsi Ghi, la butta in mezzo, non ci arriva né Kenji né Vincenzo Botta. Rimessa laterale, Gabriel dovrebbe incaricarsene. Esatto, Gabriel, Jefferson, Gabriel pressato da Ghi che voleva una rimessa laterale, ma l'ultimo tocco è il suo. Aggressività da parte di Ghi. Cabeca qui fischia la rimessa laterale, il pallone era uscito, quindi Kenji, Vincenzo Botta, Kenji, pochi spazi, Alex prova a servire Ghi, si arrabbia il numero 5. Gabriel, 3 minuti e 12 alla fine del primo tempo. Jefferson anticipa Kenji, vediamo, c'è un po' di spazio. Kenji, serve Ghi, Jefferson su di lui. Ghi prova a tenere il possesso con la suola, ancora Ghi, all'indietro verso Alex. Vincenzo Botta, ancora verso Alex. Cabeca su di lui, Alex prova a ubriacare di finte. Cabeca, ancora Alex, all'indietro verso Kenji, non si capiscono i due. Peccato per la Sandro Abate. 2,40. Cabeca, Jefferson, sbagliato il passaggio del numero 23. Poi Ghi, subito salta Jefferson, attenzione Ghi, il tiro, ancora Loconte, quasi distinto il portiere della Pirossigeno che salva ancora una volta il Cosenza. Rivediamolo, Ghi davanti a Loconte, chiude bene lo specchio della porta e si salva. Kenji, occasionissima ancora una volta per la Sandro Abate. Botta, qui Mateus lo ferma. Alex, poi Parisi, Ghi, Cabeca su di lui, Ghi lo supera, attenzione Ghi, prova a saltare anche Loconte, blocca ancora il numero 12 della Pirossigeno che poi prova a servire Mateus, qui spinto da Vincenzo Botta. Quinto fallo per la Pirossigeno a 1 minuto e 55 dalla fine, quindi il prossimo fallo per il Cosenza in questo 1 minuto e 55 sarà tiro libero per la Sandro Abate. Vediamo ancora Ghi, qui non aggancia. Tanti rimpianti in questo primo tempo per la Sandro Abate, 2 contropiedi pericolosissimi, Ghi e Gabriel Pina. Peccato per l'esito poi dell'azione. Vediamo, c'è la pressione di Gabriel Pina su Jefferson, anzi su, scusate, Filippigno. Alex prova a caricarsi la squadra, ancora Alex, il tiro, Loconte e poi Filippigno prova a servire Trentin, pallone che esce. Kenji, ancora lui, Kenji all'indietro verso Pina. Vediamo ancora Gabriel, prova a saltare Mateus, si trascina il pallone fuori. 1 minuto e 14 alla fine del primo tempo, 0-0. Non si sblocca il risultato qui al Del Mauro. Loconte, Alex di testa, anticipa tutti, poi Ghi, Alex, ancora lui verso Ghi, prova il tiro, ancora Trentin. Parisi tiene il pallone in campo. Kenji, Alex, ancora lui, Alex, prova il tiro, c'è una piccola deviazione, poi Trentin e Ghi, ancora prova il tiro, la deviazione di Trentin. Corner, Alex, vediamo, Ghi prova a infiammare questi ultimi 30 secondi del primo tempo, c'è la deviazione. C'è la deviazione, quindi è rimessa laterale per la Sandro Abate. Protesta per un tocco di mano.
32 secondi sul cronometro del Pala del Mauro alla fine del primo tempo. Vediamo se c'è un'altra chance. Ghi prova il tiro, Gabriel e poi Trentin direttamente sul soffitto del Mauro, quindi sarà rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Migliore in campo in questo primo tempo sicuramente il portiere della Pirossigeno. Alex spinto leggermente, poi Ghi, ancora Kenji, 20 secondi. Kenji, il tiro, c'è la deviazione, la chiede, 15 secondi. Kenji la butta in mezzo, Loconte, Ghi, il tiro, Gabriel intercetta, rimessa laterale a 9 secondi dalla fine del primo tempo. Sta per terminare quindi la prima frazione, 0-0 in equilibrio totale. Sicuramente le azioni le ha avute più la Sandro Abate. Vediamo Kenji, qui prova il tiro, è quasi finita. Kenji atterrato, l'arbitro dice non c'è nulla, sarebbe stato tiro libero. Il capitano della Sandro Abate viene ammonito per eccessive proteste, anzi rosso, addirittura rosso per il capitano. Vediamo un attimo cosa sta succedendo. C'è stato un rosso, vedremo a inizio primo tempo, un po' di parapiglia intanto a bordo campo. Non dovrebbe esserci rosso per Massimo Abate, questa è l'indicazione. Vediamo comunque, finisce il primo tempo 0-0, un po' di nervi tesi. A fra poco per la seconda frazione. Sta per iniziare il secondo tempo, quindi mi confermano appunto l'espulsione di Massimo Abate per protesta, quindi il capitano non sarà disponibile per la ripresa, quindi espulso Massimo Abate. Risultato sempre sullo 0-0, ovviamente sull'ultima occasione chiedeva praticamente un fallo e sarebbe stato tiro libero per la Sandro Abate. Protesta accesa del capitano che viene espulso. Situazione ora tranquilla fra le due squadre, c'è stato un po' di parapiglia alla fine del primo tempo, però dovrebbe essere tutto ok. Quindi Massimo Abate espulso. Andiamo a vedere un pochettino anche i risultati del campionato parziali. Il Napoli sta pareggiando 0-0 con l'Active Network, 4-0 del Sala Consilina contro il Manfredonia, 2-1 per l'L84 sulla Came Treviso, 3-1 di Genzano sul Benevento del neoacquisto Josema. Quindi si riparte dallo 0-0. Sandro Abate che sicuramente ha creato qualcosa in più rispetto alla Pirossigeno. Due azioni colossali mancate in contropiede a tu per tu proprio con Loconte. Ha sprecato. Vediamo, tutto pronto, Cabeca sul punto di battuta. Quintetto iniziale: Loconte, Marchio, Gabriel, Jefferson e Cabeca. Mentre per la Sandro Abate, Parisi, Alex, Ghi, Galletto, Kenji. Un po' di ansia per mister Piero Basile sotto la nostra postazione. Si rinizia
per il secondo tempo tra Sandro Abate e Pirossigeno Cosenza. Qui subito Cabeca prova a cercare Jefferson, Galletto, Kenji fa salire la squadra, il numero 13. Vediamo Kenji, il tiro, Loconte e poi Cabeca. Riparte ora la squadra ospite. Cabeca, ancora Parisi col piedone, risponde subito a Loconte, qui atterrato Ghi. Fallo di Jefferson al primo minuto praticamente di gioco. 0-0. Kenji, Alex, Kenji ancora verso Alex, prova a servire Ghi, Marchio lo bracca, poi Ghi prova il tiro e ancora Loconte in corner. Il portiere della Pirossigeno sta facendo una grandissima partita. Rivediamo nel replay, ancora Loconte, corner, Alex sul punto di battuta. Vediamo ancora Alex, la butta in mezzo, c'è ancora una deviazione proprio del capitano Marchio. Quest'oggi è assente anche Giuseppe Lavrendi, altro gioiellino della Sandro Abate. Vediamo qui Galletto che non mette il piede perché è già ammonito. Rimessa laterale per la Sandro Abate. Alex, Kenji, ancora il numero 13 prova a cercare un po' di spazio, lo trova in Ghi, ancora lui, Ghi serve Galletto con la suola, Ghi fermato da Marchio e poi Gabriel recupera Kenji, poi Galletto qui anticipa l'avversario, poi Kenji col suo colpo di suola, Ghi tacca per Kenji, atterrato e punizione, e ancora fallo di Cabeca, punizione per la Sandro Abate da una zona pericolosa, protesta un pochettino la panchina. Rivediamo il tacco qui di Ghi, Kenji va a terra, toccato, esce proprio Galletto dentro di Luccio. Ricordiamo questa settimana, anzi la prossima settimana, c'è il turno infrasettimanale e poi di nuovo venerdì qui al Pala del Mauro per la Sandro Abate, che quindi come il Cosenza avrà una settimana importantissima. Prima ad Eboli la Sandro Abate, poi in casa col Benevento, 2 derby di fila, mentre la squadra ospite. Vediamo intanto Alex verso Kenji, Marchio che rimane a terra. Vediamo, c'è un colpo alla spalla, dovrebbe essere, rimane a terra Marchio, intervento dello staff. Dicevo, il Cosenza sarà impegnato invece in casa contro la Fortitudo Pomezia, tutti in campo martedì 14. Vediamo, colpo tra la spalla e il collo per il capitano, dovrebbe essere tutto ok, però per Marchio dovrebbe essere ancora possesso per la Sandro Abate. Che riparte Galletto, Alex, Ghi, ancora lui, Ghi prova il tiro, ancora la puntata di Ghi, pallone che è uscito. Loconte, Gabriel, ancora Cabeca, c'è un po' di spazio qui, Felippigno ferma ancora Galletto, terzo fallo in 2 minuti per la squadra ospite. Qui netto il fallo. Kenji, Alex, sbaglia il passaggio per Ghi. Campionato equilibrato perché vedo il risultato live del Napoli che sta perdendo in casa con l'Active Network. Vediamo ancora Alex qui con la testa, poi Cabeca all'indietro verso Marchio, Jefferson serve, prova a servire Gabriel, pallone che va direttamente
fuori nelle zone di Gianluca Parisi. Alex serve Ghi, attenzione Ghi di prima e Loconte non riesce ad evitare il corner per la squadra di Avellino. Galletto sul punto di battuta, scavetto per Alex, il tiro, c'è una deviazione, ancora corner per la Sandro Abate che prova la pressione in questo inizio di secondo tempo. Una rotazione in meno con l'espulsione di Massimo Abate, non è poco. Vediamo qui, intanto Loconte anticipa tutti. Attenzione, c'è la protesta del pubblico di Loconte che sembra che però era in area di rigore. Vediamo ancora Alex, ancora lui all'indietro verso Galletto, non riesce ad arrivare. Cabeca, attenzione Gabriel, il tiro di Felippigno e poi Gabriel, ancora Parisi che chiama i suoi. Doppio rischio per la Sandro Abate, non sfrutta la pirossigeno. Vediamo Felippigno, Cabeca, pallone che esce. Ghi aggancia bene, vediamo, c'è Galletto, Galletto verso Ghi, prova a saltare la difesa, poi Ghi tacca per Kenji, anticipa Felippigno. Vediamo ancora Kenji, Alex, Kenji prova a superare Cabeca, si trascina il pallone fuori però il giocatore della Sandro Abate, dentro Gabriel Pina, esce Galletto. Cabeca pressato da Kenji, ancora Cabeca, Marchio, Felippigno, qui commette fallo Gabriel Pina, primo fallo anche per la Sandro Abate. Punizione. Felippigno prova a servire Cabeca, aggancia bene il numero 88, serve Felippigno, anticipa Alex, Marchio, vediamo Ghi prova a lanciare Pina, il tiro, ancora Loconte con il piede, salva ancora la pirossigeno, vicinissimo al primo gol, alla prima presenza Gabriel Pina. Attenzione qui Mateus, non riesce a tenere il possesso palla, rimessa laterale per la Sandro Abate. Rivediamo qui Ghi, tocca per Gabriel Pina che non riesce a mettere forza al pallone. Vediamo ancora Kenji, prova a superare Gabriel, Kenji, il tiro, pallone che esce. Ancora 0-0, non si sblocca la partita qui al Del Mauro. Ghi, attenzione, recupera il possesso, Ghi! E si fionda, è scivolata Mateus a salvare il risultato. Rimane quindi lo 0-0. Alex la butta in mezzo per Gabriel Pina che non riesce a centrare lo specchio della porta, peccato. Rivediamo nel replay, qui Alex si libera grazie alla deviazione di Mateus, Gabriel Pina, ma non riesce fino in fondo ad arrivare. Qui il tanto Mateus ci ha provato con il tacco. Attenzione qui Kenji però non riesce a tenere il possesso palla. Ancora Trentin, Mateus, Marchio, ancora verso Mateus, prova a servire Trentin, lo trova, aggancia Trentin, serve Felippigno, prova la finta su Kenji, Trentin, Alex su di lui, Loconte, prova a salire Loconte che appunto mette direttamente in rimessa laterale. Di Luccio, Gabriel Pina, Alex, Di Luccio, Alex, Ghi,
ancora lui, Ghi, punta a marchio, Ghi, palo del Toro, grande azione di Ghi che incoraggia il pubblico, qui sassata di Ghi, palo. Di Luccio, Alex, ancora lui, Felippigno su di lui, Alex carica il sinistro, c'è la deviazione di Felippigno. Qui Di Luccio, servito da Alex, pallone che esce, peccato per la squadra locale. Marchio, Felippigno, Trentin, prova a servire Mateus, poi con un grande intervento riesce a tenere il possesso palla, anzi a dare il possesso palla alla Pirossigeno, ma a difendere. Jefferson sul punto di battuta. Jefferson, Mateus, attenzione, qui stava per approfittare la Sandro Abate, Loconte, ancora verso Jefferson, Felippigno, fischia il fallo l'arbitro, ammonito anche Antonio Di Luccio, secondo ammonito dopo Galletto. Di Luccio, 0-0, regna l'equilibrio, 2 falli per la Sandro Abate, 3 per la Pirossigeno. Felippigno, Jefferson, ancora Loconte, Trentin, Felippigno, Mateus, Gabriel Pina su di lui, Jefferson, Trentin, ancora Trentin, prova a portarsi il pallone, Jefferson, Mateus, mantiene il possesso, Jefferson, prova a servire Trentin, tacca verso Felippigno che trova il gol dell'1-0, passa in vantaggio la Pirossigeno Cosenza con Felippigno, 1-0. Rivediamo l'azione, tacco di Trentin che spiazza praticamente la difesa della Sandro Abate e Felippigno la butta dentro. Peccato perché la Sandro Abate stava giocando molto bene e trova il gol. Questo è il calcio a 5, questo è il futsal a 14 minuti dalla fine, c'è tanto tempo ovviamente, però per ora è 1-0 per la squadra per la squadra ospite, scusate. Di Luccio, botta, ancora verso Di Luccio, Alex, Gabriel Pina, botta, Alex, Gabriel Pina, Di Luccio, ancora Gabriel Pina, prova il tiro, ancora Loconte. E poi mantiene ancora il possesso Gabriel Pina, che però non riesce ad ottenere il corner perché secondo l'arbitro l'ultima deviazione è sua. 1-0 quindi per la squadra ospite. Trentin, botta, prova a mantenere, poi Mateus, serve Trentin, lascia scorrere Vincenzo Botta, Parisi, Alex, ancora lui, Alex, prova a servire Botta, Trentin per un attimo, poi Gabriel Pina si accontenta della rimessa laterale. Amici di Vivo Azzurro, 0-1 per la Pirossigeno. Alex, Gabriel Pina, ancora all'indietro, anzi in avanti per Alex, Di Luccio, Botta, Alex, Botta, Di Luccio, Gabriel Pina, c'è un po' di spazio, vediamo ancora Gabriel Pina, prova a servire Di Luccio che prova il tacco nei confronti proprio del numero 8 della Sandro Abate, poi Gabriel affronta Botta,
all'indietro verso Adornato, poi Cabeca supera Capelpina, ma il pallone è uscito, mano nei capelli per Cabeca. 1-0, la Sandrabate non riesce a sbloccarsi. Vediamo Botta, Gabriel Pina, Vincenzo Botta, Alex, Kenji, pulito il pallone per Kenji, vediamo, supera Gabriel, Kenji la botta in mezzo, non ci arriva Alex. Rimessa laterale in favore del Sandrabate. Qui 2 uomini su Alex, però riescono a salvare il risultato. Rimane a terra un giocatore della Pirossigeno, vediamo di chi si tratta. Forse di Cabeca. Esce, sì, proprio Cabeca che esce per la rimessa della Pirossigeno. Se ne incarica Marchio. Marchio prova a servire Trentin, di testa Alex verso il proprio portiere. Alex, Kenji, Alex, Gabriel Pina nello spazio, poi Galletta, attenzione, il pallone è uscito però, il pallone è uscito. Rimessa laterale per la Pirossigeno. Loconte prova a servire Cabeca, blocca Parisi, Kenji, Gabriel Pina, ancora Gabriel Pina, prova a servire Galletto, poi Cabeca, poi Marchio, prova a far salire la squadra, Alex lo ferma e poi lo ferma anche Gabriel Pina. Loconte, Cabeca, la direzione di Kenji, poi Adornato, attenzione, prova a servire Gabriel, il tiro, Alex chiede maggiore concentrazione Parisi. 11:29 alla fine della gara, 1-0 per la Pirossigeno, una partita che devo dire che comunque è stata affrontata in maniera equilibrata, un po' più di occasioni per la Sandrabate, però non sfruttate dalla squadra locale per ora. Vediamo, rimessa laterale in favore degli Irpini con Alex sul punto di battuta, Kenji, ancora lui, Kenji, prova a seguire Alex, Alex su di lui Adornato, ancora Alex, serve Ghi, protegge bene, la Sandrabate in attacco, vediamo Kenji, il tiro, la deviazione e poi blocca Loconte. Blocca Loconte, Cabeca, Marchio, pressione di Ghi, Marchio la butta fuori, sente la pressione del Toro, rimessa laterale, Alex, Ghi, braccato Galletto, praticamente Ghi qui prova il tiro, Adornato, Alex, ancora pressione della Sandrabate, Alex blocca Loconte, Loconte prova a servire Cabeca, stoppa bene Cabeca, salta Alex per un attimo, Cabeca, non arriva il pallone Adornato, poi Alex verso Galletto, ancora Galletto, il tiro, il pallone che esce, l'arbitro va a accumulare il fallo e poi viene ammonito anche Jefferson, cumula il fallo nei confronti della Pirossigeno Cosenza. Questo comunque è un fallo importante perché è il quarto nei confronti della squadra ospite, quindi dovrà fare attenzione visto che manca oltre metà della partita. Loconte,
Ancora Cabeka. Gabriel Pina, qui spinto Cabeka, guadagna un fallo. La Pirossigeno. Un po' di proteste anche per Gianluca Parisi. Terzo fallo anche per la Sandro Abate. Una partita strana, dove ha avuto l'occasione per passare in vantaggio, più occasioni per passare in vantaggio, ma l'occasione più limpida l'ha avuta Ghi col palo e poi ha trovato il gol dell'1-0. La Pirossigeno dopo qualche secondo, dopo qualche minuto. Vediamo Jefferson sul punto di battuta, anzi Cabeka. Tocco verso Mateus, pallone che esce. Ancora Parisi, prova a servire sulla corsa Ghi con la testa, Loconte blocca. E poi Mateus, contropiede della Pirossigeno, Trentin. Ancora Trentin, c'è un po' di spazio, Parisi. E poi ancora Parisi su Trentin. Parisi, predica calma mister Piero Basile. 10 minuti. Attenzione Galletto, il tiro. Pallone che esce di pochissimo. Sfortunata qui la Sandro Abate però. Rivediamo, pallone di Gabriel Pina, aggancia Galletto, pallone che esce di poco. Jefferson, Cabeka, ancora verso il numero 29 Restaino, ancora Kenji, Miguel, poi Gabriel Pina, il tiro, c'è la deviazione, poi Galletto, Loconte con i pugni, ancora rimessa per la Sandro Abate. Sta facendo rifiatare mister Piero Basile Alex, praticamente non è mai uscito fino ad ora. Attenzione Gabriel Pina, Galletto apre le gambe e non riesce a deviare il pallone, peccato ancora per la Sandro Abate. 9:35 alla fine della gara. Restaino tocca con la testa, stava per sbilanciare Parisi. Galletto, servito direttamente da Parisi. Gabriel Pina, Kenji, Galletto, Ghi. Ancora lui, Ghi, carica il destro e poi spazza Restaino. Dentro Alex, esce Ghi. Vediamo. Per ora non c'è la cura Alex e Gabriel Pina. Vediamo però. La partita è ancora lunga. Kenji. Gabriel Pina. Alex. Alex, ancora lui. Gabriel Pina che fa movimento anche Galletto. Restaino su Alex e qui Gabriel Pina non si capisce con Alex. Pallone che esce. Restaino sul punto di battuta. Parisi. Kenji. Ancora Kenji. Gabriel Pina. Alex. Spinto da Restaino. Alex. Strano modo di marcare di Restaino. Vediamo Gabriel Pina. C'è un po' di spazio Gabriel Pina. La deviazione di Mateus. Corner. Corner per la Sandro Abate. Galletto sul punto di battuta. C'è una deviazione forse. No. L'arbitro dice rimessa per la Pirossigeno. Un po' di protesta anche del pubblico. Parisi. Kenji. Serve Alex, vediamo. Kenji, ancora Loconte. Decisivo. Che parata ha fatto ancora Loconte.
Alex, a colpo sicuro Kenji, Loconte, Alex, Restaino su di lui, 7,40 alla fine. Alex prova a caricarsi la squadra sulle spalle, Restaino chiede movimento, Alex, Gabriel Pina, ancora Loconte, che poi prova a servire Restaino, Parisi esce bene, vediamo, contropiede, 4 contro 3, Alex serve Gabriel Pina, perde l'attimo per il numero 8 della Sandro Abate, vediamo, Galletto, c'è un po' di spazio per Gennaro Galletto, prova a servire qualcuno, c'è la deviazione da parte del numero 16 Matteus, 7 minuti sul cronometro del De Mauro alla fine della gara. Qui piccolo colpo ricevuto da Gennaro Galletto, vediamo Alex, Marchio su di lui, Alex prova a inventarsi qualcosa, Kenji, ancora Loconte e poi Galletto, palo, e poi Kenji, vediamo, sfortunatissima la Sandro Abate, si salva in maniera clamorosa. Alex, vediamo, c'è ancora la pressione di Sandro Abate, Alex, ancora Loconte e poi col tacco Gabriel in maniera clamorosa. La Pirossigeno mantiene il vantaggio e qui ora si tratta anche un po' di sfortuna veramente per la Sandro Abate. Rivediamo l'azione, Alex con pazienza serve Kenji, Loconte e poi Galletto supera Loconte, il tiro, palo e poi Kenji sulla ribattuta, ancora Loconte che evita penso almeno 4 gol in totale in questa partita. Peccato, perché veramente la Sandro Abate merita almeno il pareggio, la squadra di mister Piero Basile. Vediamo ancora Gabriel Pina, c'è ancora la deviazione di Gabriel, poi Gabriel Pina, Galletto prova a girarsi, rimessa laterale per la Pirossigeno e time out proprio per gli ospiti, blocca il gioco il mister Tuoto. 6 minuti e 29 alla fine della partita, ma che parate sta facendo Raffaele Loconte, per me a prescindere il migliore in campo di questa partita. Ovviamente manca tanto, tantissimo, però qui Kenji, rivediamo l'azione bella della Sandro Abate, Kenji, la deviazione ancora del difensore, peccato, per ora è così. Vediamo se mister Piero Basile però ricorrerà al portiere di movimento, anche perché mancano 6 minuti e 24, diciamo la zona potrebbe essere quella, però è un peccato perché veramente Raffaele Loconte migliore in campo. Finisce il minuto di time out, quindi 6 minuti e 29 a disposizione per la Pirossigeno di mantenere il vantaggio, mentre per la Sandro Abate di recuperare almeno un punto. Pazzesco quello che sta succedendo al Pala del Mauro con Raffaele Loconte, almeno a mio avviso migliore in campo dell'incontro. Vediamo qui Marchio, il tiro, Parisi si salva, poi Di Luccio prova a tenere il possesso, la Sandro Abate non ci riesce. Rimessa laterale per la Pirossigeno. Marchio, Felippigno, Loconte direttamente in mano a Gianluca Parisi, Di Luccio verso Alex, Marchio, Felippigno, ancora Felippigno, il tiro, pallone di poco al lato, prova ad accelerare la Sandro Abate, Parisi, Di Luccio, Alex, ancora Alex, guadagna metri, Alex, il tiro, pallone che va fuori.
rimessa dal fondo, si dispera anche Alex. Trentin prova a girarsi, ancora Trentin, il tiro, c'è la deviazione di Antonio Di Luccio. Kenji e Galluccio e Galletto, scusate, di nuovo in campo. Dovrebbe arrivare il portiere di movimento, penso, a breve per la Sandro Abate. Movimenti dalla panchina. Loconte, ancora Loconte, avanza, prova a servire Trentin che stava per agganciare, poi qui Parisi prova a recuperare qualche secondo. Parisi verso Gennaro Galletto. Galletto qui atterrato, secondo l'arbitro non c'è nulla. Poi Alex prova col suo classico gioco, il numero 5 della Sandro Abate, su di lui Felippigno. Alex, qui c'è un po' di spazio, Ghi, vediamo, prova a controllare, ancora il Toro, il tiro, pallone al lato, non entra per la Sandro Abate quest'oggi. Tanto crampi per Ghi. Dovrebbe arrivare a breve il portiere di movimento. Peccato per la Sandro Abate, altra occasione. Rimane a terra Ghi. E questa sconfitta potrebbe realmente mettere in difficoltà il proseguo della stagione della Sandro Abate. Ghi che esce, out dice Ghi. Loconte, Alex, la maglietta si allunga, poi Cabeca, Adornato, pressione su Alex, Gabriel Pina, ancora Galletto, Pina, Alex, Cabeca su di lui, Galletto, serve Kenji, mantiene il possesso, poi Gabriel Pina, vediamo, c'è un po' di spazio, Gabriel Pina, pallone che esce, ancora il pallone che esce. Tanta sfortuna quest'oggi per la Sandro Abate. Parisi intercetta Cabeca. Vediamo, intanto ammonito anche un membro della panchina della Sandro Abate. Marchio prova a servire Adornato, blocca Parisi. 4:23 sul cronometro. Alex è pronto Di Luccio con la maglia di portiere di movimento. Rimessa laterale, esce Parisi dentro Di Luccio, portiere di movimento per questi ultimi 4 minuti della Sandro Abate. Vediamo cosa succede, se riuscirà a sbloccare questo 0 dal tabellone. Power play. Alex, Di Luccio, Kenji, pressione ora della Sandro Abate. Gabriel Pina, ancora pallone che è uscito, rimessa laterale in favore della Pirossigeno. Qui Gabriel direttamente fuori, intanto era rientrato però Gianluca Parisi dalla panchina. Alex, ancora Di Luccio in campo, Kenji, Alex, Gabriel Pina, ancora lui, Kenji, Di Luccio, Kenji, Galletto, Alex, si chiude bene la Pirossigeno, Galletto, ancora Gabriel Pina, Alex, Di Luccio, c'è un po' di spazio, Kenji ancora con il piedone, Loconte in maniera clamorosa, ancora Gabriel Pina, Alex,
Gabriel Pina, il tiro, pallone che esce. Dentro ancora Gianluca Parisi. Loconte. Trentin stoppa bene, chiede un fallo, poi qui recupera il gran possesso la Sandro Abate con Alex che serve Gabriel Pina. Vediamo Pina, ancora c'è la deviazione, poi marchio e contropiede della pirossigeno. Vediamo il tiro di Gabriel, piedone di Parisi e poi Galletto. Trentin con un po' di foga e poi crampi anche per Trentin, rimane a terra. Alex protesta. Un po' di nervosismo in campo ovviamente per il risultato a sfavore. Alex si lamentava del fatto che Trentin, quando l'azione stava per continuare, si stava rialzando. Perde l'attimo la Sandro Abate. Ci sta, va bene. Dentro chi? In questo finale 2 minuti e 57, arrotondati 3 minuti alla fine della partita. Nervosismo sia sugli spalti che in campo. Alex serve Di Luccio, Kenji, Alex, Ghi, Alex, Ghi, Alex, Di Luccio, c'è un po' di spazio, Kenji prova il tiro, c'è la deviazione di marchio, 2:38, si accende l'ultimo minuto, gli ultimi 2 minuti di questa bellissima partita equilibrata con la Sandro Abate che veramente è stata sfortunata. Alex, Ghi, ancora Ghi, il tiro, pallone che esce, rientra Gianluca Parisi, rientra anche Giannattasio. Cabeca col tacco verso Gabriel. Giannattasio guadagna il possesso, pallone che era uscito però è sempre della Sandro Abate. Time out per la Sandro Abate a 2 minuti e 19 in questo match veramente equilibrato. 2 minuti e 19 col portiere di movimento, vediamo se la Sandro Abate la riprende. Mister Piero Basile intanto con la lavagnetta a chiamare gli schemi sotto la nostra postazione. Una partita sfortunata per la Sandro Abate. Chiama gli ultimi schemi per questi ultimi minuti finali. Rivediamo qui Gabriel Pina, pallone che esce. Si riparte con la rimessa laterale, ancora Di Luccio con la maglia del portiere di movimento. Kenji, Alex, Gabriel Pina, Alex, ancora verso Kenji, Alex, Di Luccio, Kenji, Di Luccio, la butta in mezzo, attenzione Loconte, trova il rinvio, pallone che esce, sarebbe stata la beffa finale per la Sandro Abate. Vediamo Alex, Ghi, Di Luccio, Kenji, ancora intercetta per un attimo Gabriel, Alex, 1:50 sul cronometro, Kenji, Di Luccio, Ghi, ancora verso Alex, Ghi prova il tiro, Jefferson, ancora Alex, anzi scusate Ghi, Kenji, Alex, Di Luccio, Alex, Ghi, Gabriel Pina, la butta in mezzo, Kenji,
Alex si chiude bene, poi il colpo di testa di Di Luccio che praticamente la toglie dalla porta. Occasionissima ancora per la Sandro Abate a 1 minuto e 26 dalla fine della gara. Ancora altra occasione, saranno tante le occasioni negli highlights dei Lupi. Vediamo Parisi con la testa, Giannattasio prova a tenere il possesso, lo tiene Alex, chiede il cambio, entra il portiere di movimento, Kenji. Alex, 1 minuto e 10, vediamo Gabriel Pina, Ghi, Jefferson per un attimo in possesso, poi Alex, c'è Di Luccio libero sulla destra, lo vede Kenji, Di Luccio ancora verso Ghi, pressione totale Sandro Abate, Ghi, il tiro, e ancora Marchio e poi Jefferson, il pallone esce, sfortunata, non vuole entrare il pallone quest'oggi per la Sandro Abate. Gabriel Pina, Ghi, 45 sul cronometro, ovviamente secondi alla fine, vediamo ancora Ghi, prova il tiro, Jefferson esulta, 35 ancora, Alex, ultima occasione probabilmente per la Sandro Abate, Di Luccio, c'è un po' di spazio, Di Luccio, ancora Loconte e poi Ghi, il tiro, c'è la deviazione, Loconte, clamoroso, Raffaele Loconte, migliore in campo, vediamo ancora Alex, prova a servire Kenji, Di Luccio in mezzo, Marchio, 17 secondi, chiude in attacco ancora la Sandro Abate, Alex, il tiro, pallone che esce, 13 secondi. Non cambia neanche il portiere, 9 secondi, ultimo tiro, vediamo chi se ne incarica, attenzione, Ghi, Loconte, e termina in maniera clamorosa, la Pirossigeno vince 1-0, ma il portiere Loconte migliore in campo. Ci vediamo alla prossima partita qua al Pala del Mauro, a fra poco per le interviste dei protagonisti. Buonasera a tutti.